Il silenzio spezzato. In settimana la CUB, la Confederazione Unitaria di Base, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Venezia e alle Procure della Repubblica del Veneto, in cui il sindacato chiede se sia vero oppure no che ci sarebbero alcuni dirigenti e funzionari della sanità veneta in quiescenza che percepirebbero contemporaneamente la pensione e lo stipendio. Oggi il silenzio si spezza e arriva una nota ufficiale del direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor, che riferisce sul caso. Sul comunicato si legge che è stata conclusa una verifica formale da cui è emerso che 4 direttori generali, regolarmente nominati mentre erano in servizio, sono andati nel frattempo in quiescenza. Gli stessi DG hanno anticipato un parere legale pro veritate concernente approfondimenti in merito alla loro posizione. In virtù di queste informazioni e della peculiarità del caso, il direttore della Sanità del Veneto si riserva un confronto con i ministeri competenti. Con la presa di posizione del dottor Luciano Flor è uscita finalmente una prima posizione ufficiale della Regione Veneto. Il CUB, col suo esposto, aveva chiesto la verifica su possibili incompatibilità tra gli incarichi assegnati dalla Regione Veneto ad alcuni manager e l'eventuale percepimento cumulativo di pensione e stipendio che per un dirigente si aggirerebbe sui 130.000 euro all'anno. Nella nota diffusa oggi dal direttore generale della Sanità del Veneto, a questo proposito viene riferito che i direttori generali interessati hanno comunicato che, in attesa della verifica, si autosospendono dalla percezione dello stipendio. 4 direttori sanitari si sarebbero autosospesi dallo stipendio in attesa che la questione del cumulo pensione e stipendio dirigenziale sia chiarita, qualora ne fosse ancora la necessità, dal Ministero competente. Questa presa di posizione noi la prendiamo come una parziale ammissione che c'è qualcosa che non va in queste nomine dirigenziali. E la norma è del 2014 ci appare quantomeno stravagante che gli alti vertici della regione e i dirigenti presenti in Regione Veneto non ne fossero informati. È una questione che andrà chiarita subito, al più presto, e auspichiamo quindi anche una netta presa di posizione proprio da parte di Luca Zaia e della Giunta Veneta.